In poche ore sono giunti due indizi. Se il primo, ovvero la candidatura svelata da Matteo Salvini, poteva essere attesa, non era scontato l'appoggio ad Alberto Stefani da Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia. In attesa del definitivo tavolo nazionale che deciderà chi nel centrodestra sarà il candidato unico per le prossime elezioni regionali in Veneto, questa conferma arriva mentre Luca Zaia sta per concludere il suo punto stampa e si può dire decisamente rallegrato da queste notizie. Bene, molto bene, visto e considerato nel momento in cui c'è una condivisione sul profilo personale della proposta, del candidato proposto dalla Lega, questo è un bel segnale. Dopodiché non le so dire cosa deciderà il tavolo, spero che il tavolo decida velocemente tutta questa partita. Io penso che sia un ragazzo in gamba e ha i numeri, dopodiché questa è un'avventura, si sa come si inizia, non si sa come si arriva, nel senso che è un'avventura complicata, lascio una regione in ordine, lascio anche una regione che ha un sacco di iniziative importanti, si pensi solo alle Olimpiadi piuttosto che altre attività che si sono fatte, i grandi investimenti della sanità e molto altro ancora. Ovvio che io non ho mai creduto a Grande Fratello in tutti gli enti dove sono stato, poi non ho più, come si può dire, penso che il mio successore debba sentirsi totalmente libero. L'ho fatto in provincia, l'ho fatto al Ministero e lo farò anche ovviamente in Regione del Veneto. C'è un tavolo nazionale che dovrà decidere quale sarà oggettivamente il partito che esprimerà il candidato. Ovvio che noi tifiamo perché sia il nostro candidato Stefani. E dall'altro però voglio anche dire una cosa che è fondamentale, capire che il tempo per la convocazione delle urne è un tempo che ci è consentito dalla legge e nel momento in cui deciderò di convocare le urne lo dovrò fare 50 giorni prima e quindi non siamo assolutamente in ritardo su nulla, perché ricordo che l'ultima domenica possibile è la domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre.